Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo collegati qui dai nostri studi per una nuova puntata di Penna Nera. Beh, lo ricorderete forse, Penna Nera è la rubrica che così un anno e mezzo fa così dava come obiettivo quello di raccontare le gesta della sezione ANA di Vittorio Veneto, le attività degli alpini della sezione di Vittorio Veneto. Abbiamo iniziato proprio qualche settimana, qualche mese prima della pandemia, non potevamo prevedere la pandemia. Pandemia che per certi versi ha congelato le consuete attività degli alpini e quindi ha congelato anche la nostra rubrica Penna Nera. Ricominciamo però il nostro percorso andando a vedere sia da una parte quello che è stato fatto dagli alpini sul lato protezione civile, sul lato di affiancamento a quella che è stata l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, che anche i nostri territori hanno vissuto e stanno ancora vivendo ovviamente riguardo alla pandemia. E poi parleremo di quest'anno, di questo 2021, perché ci saranno degli appuntamenti e delle ricorrenze importanti che riguardano appunto gli alpini di Vittorio Veneto. Allora io do subito il benvenuto a Francesco Introvigne, che è qui nei nostri studi, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Benvenuto. Grazie, ben ritrovati a tutti. Stavamo facendo proprio i conti di quanti mesi fa ci siamo ritrovati, era luglio dell'anno scorso, ci siamo ritrovati qui nei nostri studi, però l'importante è esserci adesso e soprattutto dopo un primissimo excursus sul passato guardare al futuro con entusiasmo. Allora Introvigne, guardiamo però al 2020, che anno è stato quello che vi siete lasciati alle spalle e poi i primi mesi di questo 2021? È stato un anno indubbiamente difficile, pieno di incertezze, di incognite, di turbanze, anche di paure. È un anno che ha segnato sicuramente dentro di ciascuno di noi il tempo e che resterà, come dire, in eterno nella nostra vita, perché è la prima esperienza vissuta così, senza sapere quale poteva essere la sorte di ciascuno di noi. Abbiamo non a caso visto andare avanti, come usiamo nel nostro linguaggio, tanti amici alpini, anche se per la verità la maggior parte sono anziani, ma indubbiamente in misura maggiore di quella che poteva essere considerata l'ordinarietà, ecco, della posizione anagrafica. Abbiamo visto il mondo intero, non solo la nostra zona, la nostra sezione, l'Italia, ma il mondo intero soffrire della pandemia da Covid-19 e tuttora ne siamo dentro, ripeto, nel mondo. Noi per fortuna viviamo in questo momento in un'isola, diciamo, non felice, ma in cui la situazione è abbastanza delineata, usando tutte le precauzioni che ci sono state richieste, andando verso la vaccinazione, come dire, con la più alta percentuale possibile, rispettando distanziamenti, chiudendoci talvolta in casa o dentro i nostri ambiti, chiudendo tutte anche le varie attività esterne o quasi, insomma, sostanzialmente quelle cerimoniali. Ecco, siamo giunti a maggio 2021 con certamente fatta altra e diversa e parecchie attività, ma non certo tanto quanto facevamo prima. Ecco, quindi voi come vi siete impegnati, immagino anche e soprattutto dal punto di vista della protezione civile, appunto nei mesi scorsi, gli alpini e l'entusiasmo degli alpini non è mai mancato? No, certo, non è mai mancato, però ecco, ne abbiamo sofferto e patito. Innanzitutto, come premessa, va detto che sono state annullate tutte le manifestazioni a livello nazionale, a livello interregionale di raggruppamento, per noi Triveneto in sostanza, e sezionale. E dedicando le nostre risorse, le nostre energie, la nostra occupazione a quelli che erano i bisogni che man mano avanzavano. E allora così andando a ritroso ricordo
da subito l'intervento, soprattutto ecco, con gli uomini della protezione civile formati eccetera, ma non solo, ma gli alpini anche più ordinari e comuni, partecipando alle attività a fianco delle amministrazioni comunali nel distribuire le mascherine porta a porta, nel consegnare derrate alimentari, nell'aiutare nella riapertura dei mercati in spazi aperti, disciplinando l'afflusso, controllando appunto l'igienizzazione, l'uso delle mascherine, aiutando a controllare ecco, la riapertura anche dei centri ecologici, dove si è riversata una quantità notevole di, come dire, di necessità ecco, di svuotare le case di quanto prima non si riusciva a fare. O che nuove esigenze, diciamo, nuove esigenze, ecco. Questo ma non solo, ma a fianco a questo abbiamo lavorato parecchio con la riapertura di 5 ospedali nel Veneto che erano stati dismessi già molti anni fa, una ventina di anni fa, per noi qua vicino i Guicciardini di Valdobbiadene, ma poi a Schiavonia in provincia di Padova nel montaggio di un nuovo ospedale da campo, tra l'altro donato dal Qatar, ma poi a Bergamo con l'ospedale militare, quello dell'ANA, sì, l'ospedale ecco, da campo non militare, che è un fiore all'occhiello della nostra associazione. E poi andando avanti, quando sono cominciate le vaccinazioni, col dare assistenza per disciplinare l'afflusso, il controllo e quant'altro, attività in cui siamo ancora impegnati. Attività che continuano e continueranno e continuerà appunto anche l'impegno da parte degli alpini. Faceva riferimento poco fa in Trovigne, ovviamente le adunate, i momenti associativi, anche quelli così ricreativi, goliardici, sono andati totalmente in pausa. Faccio riferimento per esempio alla Dunata Nazionale, prima c'è stato un primo rinvio, poi un secondo rinvio a quest'anno, è proprio di questi giorni la notizia che ovviamente si va direttamente al 2022 proprio per una questione sanitaria e ovvia anche. Questo riguarda ovviamente anche per esempio il raduno Triveneto in Trovigne? Eh beh sì, un po' tutte, ma a cominciare appunto da quella nazionale dove giustamente dico, è stata presa la decisione di un nuovo rinvio al prossimo anno, tra l'altro anche mettendo in coda anche le altre sezioni che si erano proposte per gli anni a venire. C'è comprensione in questo, ma era necessario farlo perché non possiamo certo pensare di portare alcune centinaia di migliaia di persone, di alpini eccetera, concentrarle in uno spazio ristretto con tutti gli annessi connessi e soprattutto appunto i rischi. Ma poi ecco il Triveneto che era stato ideato ad Asiago per tornare all'Ortigara 100 anni dopo dalla prima adunata, ma anche qua indubbiamente la cittadina è quel che è, le migliaia di persone sono parecchie che affluiscono a questi tipi di raduni, ma poi anche la dunata sezionale stessa è stata annullata, quella di fatto. E ne abbiamo risentito, ne risentiamo ancora perché è indubbio che noi sentiamo la necessità di questo tipo di incontro, di trovarci insieme, di familiarizzare, di rinnovare ricordi, ma anche di brindare, ecco, di stare a tavola seduti e raccontarci il nostro passato. Sono rivivere sentimenti e ricordi che ti creano fratellanza, che fanno vivere la nostra appartenenza e questo indubbiamente si riflette in senso negativo perché si crea vuoto, distacco, oserei dire qualche volta quasi atrofizzazione anche. E non è bello, ci spiace, ma questa è la verità, è la dura e cruda verità. Lo sento proprio anche proprio dalla voce di Introvigne mentre ci racconta queste cose. Ovviamente se pensiamo agli alpini, pensiamo, la mente va immediatamente ai momenti anche
di allegria, i momenti goliardici che tante volte vi abbiamo proposto anche qui sulla Tenda TV e che ci tengono compagnia con una costellazione di eventi nel corso degli anni, dell'anno, cioè non è un solo evento, la Dunata Nazionale forse è quella più così nota, ma poi ci sono tante feste, dei gruppi, eccetera. Tutto questo è venuto a mancare e speriamo, mi viene da dire, che si possa tornare presto, magari con dei numeri più contenuti all'inizio, insomma, ecco. Poi abbiamo visto che per questioni calcistiche comunque saltano tutte le regole della pandemia, però insomma ecco, siccome gli alpini vogliono fare le cose secondo le regole, come è giusto che sia, è giusto andarci con i piedi di piombo insomma in questo momento. Detto questo però, lei ci ha parlato in Trovigne dello scorso anno, di quello che è stato un anno difficile, particolare, l'abbiamo detto più volte. Volendo guardare un po' avanti, questo 2021 porta con sé una ricorrenza per la sezione ANA di Vittorio Veneto. Di che cosa stiamo parlando? Beh, è una data importante perché la nostra sezione quest'anno compie 90 anni dalla sua ufficiale fondazione che è avvenuta il 24 maggio 1931. Quindi è un momento significativo, è un momento che dobbiamo celebrare, che vogliamo celebrare ovviamente nel rispetto delle norme vigenti, ma non possiamo assolutamente lasciar passare, ecco, questo significativo appuntamento. Ed è, come dire, un passaggio che ci fa rivivere di ricordi, ma che ci fa anche impegnare per il futuro, per il periodo che ci sta avanti, e quindi ci ricrea nuovi stimoli. Ecco perché noi avevamo così messo nero su bianco, scritto un programma che era anche, come dire, sostanzioso e che necessariamente man mano che andiamo avanti dobbiamo così, come dire, ridurre, rideterminare, però ecco, ci sarà. Ci sarà e tra pochissimo, e questo è uno dei motivi di questa trasmissione, andremo a svelarvi proprio il programma. Beh, c'è da dire che ormai qualche mese fa, quando Maurizio Casetta, che ci segue sempre da dietro le quinte durante le nostre trasmissioni, mi aveva così preannunciato il programma per i festeggiamenti del 90°, insomma, tutti quanti speravamo di esserci già lasciati alle spalle la pandemia. Nessuno di noi si immaginava uno strascico così lungo di questa pandemia, insomma. Però, insomma, a maggio, giugno, luglio, agosto di quest'anno saremo ancora coinvolti, presi con le vaccinazioni, anche come diceva poco fa in Trovigne, e quindi come ci diceva lui è giusto sì ricordare, è giusto festeggiare, ma ovviamente il programma bello ricco e corposo che avevate così organizzato in un primo momento è stato tarato a seconda anche delle colorazioni, delle regioni, di tutte queste cose con cui abbiamo imparato a convivere. Allora direi che possiamo svelare anche ai nostri telespettatori quello che è il programma definito per i primi appuntamenti e di massima, se vogliamo, in generale, che comincia quando? Il 22 maggio? Comincia tra breve, tra poco. A giorni, tra poco. Ecco, è stato fatto cenno a Maurizio Casetta, ecco, che così mi dire ci dà una mano in questo, in quanto coordinatore e responsabile del centro studi sezionale, che, come dire, insieme al gruppo che lui coordina abbiamo, come dire, costruito, ecco, questi momenti, ecco, questo programma. Comincia sabato 22 maggio ed è la giornata che dedicheremo alla memoria, al ricordo e di chi? Innanzitutto delle 4 medaglie d'oro che rendono onore al nostro vessillo, che sono medaglie d'oro a valor militare, che sono Alessandro e Luigino Tandura, padre e figlio, come ricordiamo, che sono Annibale Paglierin e che sono Giovanni Bortolotto. E poi ricorderemo tutti i presidenti di sezione andati avanti. Io sono il 13° dalla fondazione della sezione, per cui ecco,
andremo a rendere loro un omaggio floreale, un ricordo, una preghiera sulle loro tombe, e quindi ecco, visiteremo i cimiteri di Ceneda, di Sant'Andrea, e andremo anche a quello di Orsago, dove c'è appunto Bortolotto. Quindi questo sarà sabato 22 maggio, quindi una delegazione di alpini Sì. compirà appunto nei vari cimiteri questo percorso in ricordo sia dei presidenti sia delle medaglie d'oro. Poi si va... Indubbiamente in misura contenuta, Certo. proprio nel rispetto di... Sì. Poi arriviamo a lunedì 24 maggio. Lunedì è il compleanno. Proprio in Trovigne poco fa ci diceva che il 24 maggio del 1931 nasceva proprio in quel giorno. La sezione ANA di Vittorio Veneto, una delle 80 sezioni d'Italia, che oggigiorno ancora appunto vivono, e lo facciamo con una celebrazione religiosa, con una Santa Messa ufficiale in cattedrale a Vittorio Veneto, a Ceneda, alla presenza ovviamente del Consiglio direttivo sezionale, delle rappresentanze dei nostri 19 gruppi, quindi con i capigruppo e i rispettivi gagliardetti, e abbiamo detto anche che ricordiamo tutti gli alpini andati avanti, quelli appunto che sono venuti a mancare nell'ultimo biennio. Noi avevamo instaurato una bella tradizione, quella di celebrare una Santa Messa all'anno, ricordando appunto tutti coloro che non ci sono più. Non l'abbiamo potuta fare lo scorso anno, quest'anno intendiamo metterla insieme, quindi abbiamo invitato i familiari a portare il cappello alpino del defunto, lo depositeremo ecco, davanti all'altare e pregheremo anche per loro. Quindi con questo pensiero intendiamo ecco, rendere omaggio a tutti quanti in questi 90 anni sono passati, sono andati avanti, che ci hanno dato appunto la voglia di crescere come alpini e di vivere ecco, questi nostri ideali. Questa celebrazione, se non sbaglio, sarà anticipata, come leggo dal programma, da un'alzabandiera in piazza Giovanni Paolo I. Sì, come tutte le nostre cerimonie, ecco, per dare, come dire, un inizio e una fine solenne, faremo l'alzabandiera in piazza Giovanni Paolo I e alla fine della cerimonia una ammaina bandiera. Però, ecco, appena dopo, usciti dalla Santa Messa, intendiamo, anche seppur in forma breve, eccetera, e con rispetto di distanziamento, andare sotto la loggia del Sansovino per farci gli auguri, ecco, e per scambiarci, ecco, così un saluto di circostanza per ecco, far passare alla memoria anche questo traguardo volante. Il compleanno. Ci sarà la torta? Non si può? Non ci sarà la torta, non ci saranno neanche brindisi, perché insomma così dobbiamo essere anche rispettosi, certo, e dare l'esempio a cui spesso facciamo riferimento. E comunque la celebrazione, che ovviamente sì, avrà luogo in Cattedrale a Vittorio Veneto, però sappiamo che i posti sono contingentati, non si può stare in piedi, eccetera, le regole solite che ben conosciamo, sarà trasmessa in diretta dalla Tenda TV, quindi ci sarà la possibilità di poter seguire anche per i nostri telespettatori che ci stanno vedendo in questo momento la celebrazione che vuole ricordare sia appunto gli alpini andati avanti, come ci ha ricordato poco fa in Trovigne, sia celebrare proprio nel giorno ufficiale della fondazione della sezione ANA di Vittorio Veneto questo importante traguardo, 90 anni. Non so quante associazioni possano vantare, insomma. Beh, certo, sì. Ecco. Comunque sì, rispetteremo il numero delle presenze che ci è consentito, ma avremo anche la gradita presenza della rappresentanza dei tre cori ANA che, come dire, sono pur loro fermi, ma che sono cori ANA nell'ambito della nostra sezione, quindi il Col di Lana, il coro ANA e il coro Mesulano. Immagino saranno in fermento, per potersi esibire. Non lo so se neanche riescono a trovarsi, a provare o meno, ma insomma a parte che i canti delle celebrazioni religiose sono rodati, no, e ben noti.
Però ecco, il nostro desiderio è quello di animare la messa anche attraverso la nostra viva partecipazione e collaborazione, quindi con le letture, con i canti, con la preghiera dell'Alpino, con la preghiera dei fedeli, insomma, così che ecco, lasci anche un po' il segno e ci veda coinvolti. Questo per quello che riguarda quindi il 24 maggio, tra poco. Facciamo un salto e rimaniamo in tema anche di cori, andiamo al weekend del 19 e 20 giugno. Allora, il 19 giugno vedo da programma, e chiedo Lumi a Introvigne se è confermato o meno, dovrebbe esserci un concerto appunto dei cori sezionali insieme a Massimo Neri alla sera. Sì, è in programma, noi contiamo, speriamo di poterlo realizzare e speriamo anche che possa essere il Teatro da Ponte il luogo ad ospitarci. Lo auspichiamo, ovviamente rimaniamo, come dire, in attesa degli eventi. Questo è un appuntamento per noi importante dove mettiamo insieme e la coralità, ma anche ecco, una persona di cui forse non sempre, non abbastanza si è parlato. Massimo Neri è un nostro associato che vive a Fiume Veneto, fuori regione, che è un medico, andato da poco in pensione, stimato medico, che è scrittore, poeta, attore e regista. E non solo, è anche un volontario della Protezione Civile e in questi giorni è all'ospedale da campo di Bergamo dove volontariamente appunto sta facendo le vaccinazioni anti-Covid e quindi avremo anche la possibilità ecco, di una sua opera che ci propone assieme ai cori ed è bello, significativo, montiamo l'arte, la poesia, il canto, ecco, così a servizio ecco, della nostra alpinità. Certo, certo. Quindi questo il 19 giugno alla sera. Sì. L'indomani, domenica mattina, 20 giugno, Il 20 giugno è una data significativa, ma qua dobbiamo aggiungerci alcuni punti di domanda, nel senso che noi avevamo programmato fin da un paio d'anni ormai, insomma, una adunata sezionale al passo di San Boldo all'inizio, però abbiamo già praticamente deciso che non è il caso di percorrere questa strada, ovvero se noi dobbiamo andare, d'accordo anche con l'amministrazione comunale e con il sindaco di Cisone Valmarino, andare a San Boldo per fare una cerimonia statica che dura poco tempo davanti alla sede di Alpini, sì bello, ma fin là. San Boldo è ricco di storia, di gloria, di onore, la strada di 100 giorni, quindi l'ideale è andare là, fare una sfilata percorrendo le 5 gallerie, celebrando la Santa Messa e potendo anche realizzare un conviviale. Questo al momento non ci è consentito, allora abbiamo detto ripieghiamo su qualcosa di molto più contenuto e stiamo pensando, valutando se confermare il 20 giugno oppure posticipare con una cerimonia ridotta ma non meno significativa in città, magari ipotizzo in Piazza del Popolo, vedremo ecco, come riusciremo a concretizzare anche questo. Quindi questa doveva essere appunto da programma una piccola sfilata con appunto alzabandiera, onore ai caduti, eccetera, eccetera. Certo. Quindi diamo appuntamento alle prossime settimane, sempre qui sulla Tenda TV, per dare qualche delucidazione in base all'evolversi degli eventi. Certamente sì. Ma io vorrei fare un piccolo passo a ritroso perché abbiamo un altro evento significativo molto importante martedì 25 maggio, di cui ancora non abbiamo dato ufficialità, ma lo sarà a breve, forse in queste ore. Allora lo scopro anch'io con voi in questo momento. Allora, ed è bella, una bella iniziativa che svilupperemo a Montaner di Sarmede, da su, in alto dove si domina tutta la pianura che va al mare poi, ma anche i colli iberici, ma anche, voglio dire, la nostra ampia territorialità che va da Cordignano a Miane come zona della sezione. Ecco, lassù cos'è che faremo?
un gesto molto particolare, sostanzialmente. È nata una iniziativa, come dire, della fratellanza tra i popoli attraverso i bambini, attraverso gli scolari. Come? Attraverso la formazione che la nostra protezione civile è andata nel passato a fare presso le scuole e qua l'ha fatto di concerto con l'unità di protezione civile di Conegliano, oltre a quella nostra sezionale. È nata l'idea, al tempo in cui l'anno scorso, ecco, poco prima, chiudeva la scuola di Montaner, di regalare ai bambini, e non a caso, a quelli di una scuola orfanotrofio di Herat in Afghanistan, tutto il materiale didattico che era rimasto e che era disponibile. Quindi attraverso l'iniziativa degli alpini, della protezione civile, per il tramite della brigata alpina Giulia, che era là in missione, è stato mandato questo materiale. Abbiamo poi realizzato anche una targa che hanno affisso sui muri di quella scuola e adesso c'è il ritorno costituito da una targa di ringraziamento che quei bambini insieme ai loro genitori, ai loro insegnanti hanno voluto mandarci, e ci arriverà per mano del generale comandante della brigata alpina Giulia, il generale Vezzoli. E non è cosa da poco, insomma, andare a Montaner con un generale degli alpini in servizio di rientro da una missione internazionale in Afghanistan. E allora, alla presenza di una rappresentanza della scuola, dell'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Larry Pizzol, ho avuto l'adesione anche del nostro presidente nazionale Sebastiano Favero, poi un assessore regionale in rappresentanza del governatore, poi saranno invitate altre autorità, probabilmente il prefetto, eccetera, il comandante della locale compagnia carabinieri e così via, il dirigente scolastico. Ecco, un numero, come dire, che non sarà elevato, ma vivremo questo evento a ricordo di questa, come dire, sorta di gemellaggio fatto tra bambini, dove i cuori e gli animi si uniscono e dove le emozioni crescono e quindi sarà significativo. Molto bello intanto che appunto si sia pensato a questo gemellaggio per recuperare anche tutto il materiale che magari Certo. così può trovare una nuova vita e che poi sia stata organizzata questa spedizione proprio molto, molto bello. Noi ci saremo, mi sento già di dirlo, con le nostre telecamere e documenteremo anche questo bel momento. Questi secondo me sono dei gesti che, senza fare grande clamore, perché appunto io, ma credo anche insomma tutti quanti, veniamo a conoscenza di questa cosa a cose fatte, diciamo, fanno vedere che anche in un momento in cui, come magari l'anno scorso, abbiamo detto più volte, le attività degli alpini sembravano in pausa, in realtà non era così, insomma c'erano sempre... Sì, ma oltre a questo vorrei aggiungere anche, come dire, la raccolta dei derrate alimentari, Certo. che abbiamo vissuto in modo diverso, con una carta di spesa piuttosto che con il gesto manuale, come dire, di riempire gli scatoloni, ma attraverso anche la raccolta di fondi Covid. Abbiamo anche visitato 3 comunità del nostro vittoriese in città, ecco, a cui abbiamo fatto un presente utile alle loro necessità, che sono il piccolo rifugio, la Porta e Mater Dei. Poi abbiamo devoluto in sede nazionale, ecco, col libro verde che annualmente si fa, noi abbiamo, come dire, conteggiato un qualcosa, guardo adesso un appunto che da qualche parte c'era, più 5.600 euro, 2.266 ore di lavoro con la partecipazione di 90 alpini, quindi anche questo è significativo. In tempo di pandemia, Certo. insomma, non è da poco. E poi a corollario di questo discorso di Montaner, proprio di recente c'è un aggancio, anche quello molto bello, ovvero mi è arrivata una richiesta da parte di una studente di terza media di Vedelago, che ha realizzato insieme a compagni di classe un'iniziativa che si chiama, ecco, Atti di bontà, ecco, gesti buoni reperiti sui media e sulla stampa. E ci hanno chiesto di poter aderire a questa iniziativa. Loro fanno una manifestazione a livello nazionale
addirittura qualche anche presenza extra sì, confini territoriali italiani, dove come dire, celebra un momento, mi pare che questo sarà a settembre prossimo, mettendo insieme tutti i bei gesti, buoni gesti, delle belle notizie che compaiono sempre meno frequentemente sui media. E quindi anche questo, insomma, ci è parso bello, ecco, ha lasciato il segno, un piccolo gesto che diventa una grande cosa. Certamente, certamente. Allora, noi avevamo raccontato i primi appuntamenti, diciamo, di questo novantesimo, di queste celebrazioni, quindi lo ricordo ancora una volta, i primi 22-24 maggio e poi 19-20 giugno da confermare. Poi però so che già avete pianificato qualcosa anche per la fine di agosto, cioè Sì. 28 agosto e 29 agosto, in quel di Cison di Valmarino, Bosco delle Penne Mozze. Abbiamo due momenti importanti. Innanzitutto, grazie appunto al lavoro che è durato mesi, giorno e anche notte del nostro centro studi, stanno appunto completando la stesura di un libro straordinario, eccezionale, che è il libro della storia dei 90 anni della sezione alpini di Vittorio Veneto. Ecco, un volume di parecchie centinaia di pagine, di peso, andando a rovistare su Milanta Archivi, insomma, so che hanno spolverato tante stanze, a cominciare da quelle sezionali, ma l'archivio del seminario, ma altre fonti di notizie, andando fino a Milano, la sede nazionale, dove l'Alpino, il mensile dell'Associazione Nazionale, ha molto materiale in archivio della storia della nostra sezione. Messo tutto insieme ai vecchi e ai nuovi eventi, ecco, sono riusciti a realizzare questo volume che io definisco un'opera di largo raggio, no? Perché è la storia sì degli alpini di questi 90 anni, quindi come dire, molta parte del secolo scorso e mai un ventennio di questo qua, perché sarà aggiornato fino agli eventi degli ultimi giorni. Ma mi pare di poter dire che è anche la storia dell'intero nostro territorio, perché noi alpini siamo radicati sul territorio, siamo come dire, numericamente presenti e quindi nel far la storia della sezione di fatto raccontiamo la storia anche degli 11 comuni, ecco, in cui viviamo, in cui operiamo. Quindi è un libro che ha un doppio binario, diciamo. È un doppio binario, ecco, quindi io penso e spero che diventi anche un punto di riferimento, ecco, per conoscere meglio e soprattutto lasciare a futura memoria quello che siamo stati e quello che, ecco, in senso buono ovviamente, non per rendere vanagloria il nostro operato, ma per lasciare un segno, ecco, quindi ricordare anche, lasciare ai posteri un qualcosa, ecco, che possa essere significativo e anche sprone, voglio dire, per fare bene il futuro prossimo. Quindi il 28 agosto ci 28, sarà la presentazione ma questo di questo. Pensiamo nel medio pomeriggio, poi recuperando un qualcosa che non siamo riusciti a fare nel centenario, quindi nel 2018, su Al Bosco, abbiamo in programma come dire, un evento, ecco così, una rappresentazione a varie componenti, ecco, qua lascio la curiosità per chi potrà esserci. Possiamo dire che comunque ci saranno i cori, esatto, ci sarà una cosa... Sarà cantato, recitato e così via, no? Sì, è uno spettacolo che avevamo in programma appunto nel 2018 e che il maltempo non ci ha lasciato realizzare e quindi lo riserviamo alla sera perché poi appunto l'indomani 29 c'è la celebrazione del 50° anniversario del Bosco delle Penne Mozze, che è cerimonia solenne per l'Associazione Nazionale Alpini, ovvero le cerimonie solenni sono quelle che avvengono alla presenza del Labaro Nazionale, che è decorato con 216 medaglie d'oro,
del Presidente nazionale, del Consiglio direttivo nazionale, delle sezioni con Termini, ma anche di tutte le sezioni d'Italia. Ecco, ovviamente terremo anche la conto di quelle che saranno le possibilità concrete di presenza e ci regoleremo di conseguenza, però teniamo già conto che siamo in luogo aperto dove la distanza, ecco, è possibile rispettarla piuttosto che in luogo chiuso. Ecco, in Trovigne però ricordiamo che la novità di quest'anno è che appunto per il 50° del Bosco delle Penemoze per la prima volta ci sarà la presenza È la dell'Abaro. prima volta che ci sarà appunto il Labaro nazionale che darà solennità all'evento, e questo entra nel calendario delle manifestazioni nazionali dell'ANA ogni 5 anni, perché lo si ripete, e quindi anche questo è un bel risultato che va, come dire, a dare segno, ecco, di quella che è la valenza di quel luogo che noi, tra virgolette, riteniamo luogo sacro per gli alpini. Là ci sono 2405 steli ai piedi di ciascuno di un albero, che ricorda 2405 alpini andati avanti, caduti in servizio, in guerra o in pace, che sono quelli della provincia di Treviso, quindi delle 4 sezioni del Piave, per così dire, quindi Conegliano, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio Veneto, quelle che hanno realizzato appunto la dunata del Piave. Però c'è anche l'albero del ricordo, che è una realizzazione, come dire, in fusione di Simon Benetton, in cui vengono apposte le foglie dell'albero, che sono targhe in ottone, con inciso il nome delle varie sezioni italiane. Ecco, quest'anno intendiamo completare anche quest'opera, a ricordo e memoria, anche realizzando quello che è un sogno del Presidente del Comitato del Bosco e dell'ASPEM, l'Associazione Penemoze, Claudio Trampetti, che anche lui è andato avanti da poco, l'11 aprile scorso. E quindi completeremo anche quest'opera sostanzialmente. E come notizia, ecco, che merita risalto e merita anche gratitudine, la Santa Messa sarà celebrata dall'ordinario militare, l'arcivescovo Sante Marcianò, che è il più alto, ecco, come dire, prelato che rappresenta tutti i cappellani presso tutta la forza armata, ecco, italiana. Quindi questo è il ricco programma anche per quello che riguarda l'ultimo weekend di agosto. Siamo ad agosto. Siamo a fine agosto, ricordo sabato 28 e domenica 29 agosto. Allora, abbiamo dato tante date, tanti orari, eccetera, e mi fa piacere questo perché vuol dire che stiamo tornando alla normalità, perché gli alpini di solito, io ogni tanto mi ricordo ancora, ecco, i nostri collaboratori ci ricordiamo il 2018, la mole di eventi che abbiamo degli alpini che abbiamo ripreso nel 2018, ogni tanto ci chiediamo come sia stato possibile riuscire a riprendere e a fare tutto quello. Però il fatto che in Trovigne, qui con noi oggi in studio, ci abbia dato così, insomma, pur in forma ridotta, come abbiamo più volte ripetuto, un programma, un calendario che si sta componendo in questi giorni, insomma, ci fa piacere perché sono piccoli scampoli di normalità, speriamo, diciamolo sottovoce, non parliamo troppo forte. Allora, io intanto direi che, sì, appunto, come detto, noi della Tenda TV cercheremo di seguire passo passo gli eventi degli alpini, un po' perché abbiamo questo legame particolare che ci lega. Tra l'altro, uno dei primi eventi degli alpini, sono andato a vedere nell'archivio, è stato l'80° della sezione di Vittorio Veneto, quindi insomma vi seguiamo da un po', insomma, ecco. Ma oltre a questo sappiamo che ai nostri telespettatori fa piacere essere partecipi degli eventi che vi riguardano, quindi cercheremo di riprenderli o di trasmetterli in diretta qualora possibile. Noi che cosa diciamo sia ai telespettatori sia anche agli alpini che secondo me non vedono l'ora di uscire dalle proprie case e tornare come una volta a questi eventi? Dobbiamo dare innanzitutto un messaggio di speranza, di forza, di coraggio, di cercare tutte le risorse dentro di noi possibili per superare questo difficile momento,
di guardare avanti pensando che abbiamo la possibilità di tornare a tempi cosiddetti normali. Se continuiamo a rispettare e fare le cose per bene come abbastanza abbiamo fatto fino adesso, sperando anche che la scienza, che la medicina sconfigga questa tremenda epidemia. E allora fiducia, coraggio, speranza e il futuro, insomma, speriamo sia appunto dalla nostra parte. Speriamo decisamente che sia dalla nostra... Ovviamente non solo gli alpini, ma a tutti, no, certo. All'umanità intera, a tutti quanti, insomma. Certo, certo, certo. Francesco Introvigna, io la ringrazio per essere stato qui ancora una volta nei nostri studi. Beh, ci vedremo appunto in occasione delle prime cerimonie, appunto, e anche con la messa del 24 maggio, e poi magari, se dovessero esserci delle variazioni nei programmi di questo 90° della sezione ANA di Vittorio Veneto, magari ci ritroveremo qui in studio per dare qualche delucidazione. Io intanto appunto ringrazio Francesco Introvigna per essere stato qui con noi in studio. Grazie, grazie a voi, buon lavoro e arrivederci, a presto. Grazie mille, e ancora una volta ringraziamo Maurizio Casetta dietro le quinte, che mi aiuta nel confezionamento di questa trasmissione. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.